partita. Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla 13ª puntata di stagione di calcio di rigore. Meno servizi in questa serata causa maltempo, partita rinviata, data da destinarsi, ma in compagnia di Silvia Pedini. Ciao Silvia. Buonasera a tutti, ciao Daniele, buonasera ai nostri ospiti. Buonasera a tutti voi, andiamo a presentarli, ma prima ricordiamo il numero per interagire con noi durante la diretta. Sì, sia per SMS che WhatsApp 333 6094 299. Ebbene, allora iniziamo a presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo con piacere il nostro opinionista fisso Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Lui è un amico, ogni mese ci verrà a trovare in questa stagione, è la volta di novembre, ci viene a trovare Mirko Mariotti, direttore di Emilia Romagna Sport. Buonasera a tutti, la volta di novembre. Mese bello, clima positivo. Clima positivo, in generale, ma ne parliamo poi Mirko, ti voglio bene, lo sai. E poi andiamo a salutare un amico, anche lui di vecchia data di calcio di rigore, allenatore del Santermete, Gianluca Pazzini. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Anche lui, procuratore, abbiamo chiesto di cambiarlo, che in verità è il nostro Giacomo Alpini, il difensore del Verrucchio Francesco Zaghini. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti. Detto Zago per gli amici e anche per il suo procuratore. Ebbene, tantissimi, allora, anzi, o meglio... Quanti giocatori hai l'attivo? Ah, non so, secondo Daniele un numero esagerato. Ma io vedo che tutti quelli che vengono ospiti li vuoi portare a Bellaria. Ma tutti, non ne riesco a portarne uno e quindi alla fine... Quindi non ce la facciamo proprio. Va bene, allora io direi di partire, cara Silvia, con risultati e classifica di Serie D, Girone D, perché qui si è giocato e poi... Pian piano sì, vedremo le partite che sono da recuperare. Vai! Calvina Sport, Ciliverga e Mazzano 2-1. Fanfulla Progresso 2-1. Forlì Savignanese 1-0. Lentigione Alfonsine 3-0. Mantova Fiorenzuola 3-3. Mezzolara Crema 1-1. Sasso Marconi Zora Correggese 2-2. Sporting Franciacorta San Maurese 1-1. Vigor Carpaneto Breno 0-3. Bravissima, andiamo a vedere la classifica dopo Sì, il turno giocato ieri, ci aiuta Stefano Papini. il Mantova sempre primo a 28 punti, secondo me vincerà il campionato a meno che non succeda qualcosa. Ci stanno grattando tutti da No, parte. vabbè, Ieri il pareggio non l'hanno preso benissimo. Vai. Beh, la battuta d'arresto ci può stare finché è un pareggio. Vabbè, però era contro la seconda, quindi Va ci bene. può anche stare. Oh, non discutete la Pedini, fate le mie del collo perché sennò qui succedono casini. Vai. Allora, Fiorenzuola 23, Fanfulla Correggese 22, Sporting Franciacorta Mezzolara 20, Breno Lentigione 18, Forlì 17, Crema Progresso 15, Calvina Sport 12, Alfonsine Savignanese Ciliverga Mazzano 11, San Maurese 10, Sasso Marconi Zola 9, Vigor Carpaneto 8. È dura qui, tutte queste squadre che hanno un nome lunghissimo. No, la Samorese 10 punti, il Forlì si è ripreso 17 punti, metà classifica, bella vittoria ieri, mi dispiace per la Savignanese. Allora, andiamo a Sì, e sentire. bisogna anche aggiungere Che ha una fatto un cosa buon del acquisto in Forlì. settimana. Sì, ma nel Forlì bisogna anche aggiungere una cosa che con la partita di ieri è la miglior difesa, quindi un altro motivo di vanto per il Forlì che è riuscita ad arrivare a metà classifica e adesso la miglior difesa. Quando hai Quindi- detto un altro oppure che dicessi un altro calcio è Oh, possibile? la stessa cosa che pensavo io, che Mi sono spaventata. tra poco parleremo del Rimini Calcio, quindi rimanete anche con noi, prego. E Mirko, prima Silvia ti ha dato l'assist, questo Mantova ieri? Il Mantova ieri ha rischiato grosso, il problema è che quando sei primo in classifica e subisci 19 gol qualcosa non va. Non si perdono delle partite, ieri ha rischiato anche di perdere perché al Fiorenzuola è stato annullato anche il 4-3, c'è stato un fine partita un po' turbolento fuori dal campo con qualche tifoso arrabbiato, in realtà non bisognerebbe essere arrabbiati visto insomma i 5 punti di vantaggio sul Fiorenzuola, è ovvio che se ieri il Mantova avesse vinto, visto anche il pareggio della Correggese, probabilmente il Mantova salutava definitivamente la compagnia, cosa che purtroppo per il Mantova non è capitata, e meno male perché almeno insomma il campionato almeno si prova a sperare insomma, che rimanga vivo, cosa che però in alta classifica direi che è molto difficile. Alpini?
Concordo con quello che dice Mirko, però è vero, 19 gol sono tanti per la prima della classe, ma andiamo a vedere quanti ne ha fatti, quindi ne ha fatti il doppio, quindi alla Il problema fine... bisogna vedere anche come li ha presi i gol, perché i gol che ha preso ieri... No, qualche no, problema sicuramente, ma siamo di fronte a una formazione che è da tutti la favorita per tutti e soprattutto ha un blasone che è difficile da fermare. Mariotti, hai visto delle belle partite tu ieri? Ma qualcosa ho visto ieri in realtà. Ti sei fatto un bel tour. No, diciamo che stanotte ho dormito, almeno in confronto ad altri weekend che insomma, mi portano a dormire meno, però insomma, ieri mi sono spostato. Insomma. Ho visto una partita, l'ho vista fuori girone perché ero a Castelfranco, però onestamente la sospensione è stata corretta, ho visto anche delle situazioni, insomma si è vista anche la sospensione dell'Imolese. Magari sei un po' in ritardo, magari... Ma sai, è stato deciso sabato, credo che sia stato opportuno, insomma, per evitare di disfare tutti i campi, perché effettivamente insomma, già la pioggia del venerdì ci aveva messo del proprio. Come erano i campi ieri? Chiediamoli ai nostri ospiti. Come erano i campi da voi? Io sono andato a vedere la partita sul sintetico Sì, a tutti Cattolica, sintetici. quindi quello era perfetto. Verucchio non ha giocato. giocato noi non solo- abbiamo giocato, però il nostro campo comunque ha un buon manto, quindi poteva Si tenere. poteva giocare, solo che Secondo quando me si sì. sospende dopo... Voi siete stati Va bene contrari, così. Gianluca, tu sei stato contrario alla decisione, non volevi giocare. Io avrei preferito giocare, penso che uno che ama questo sport preferisca giocare sempre e comunque. Anche perché dopo i recuperi sono impegnativi. Quello è vero, poi dopo ci sono delle situazioni che sono innegabilmente, la decisione la prendono Bologna. Mariotti. L'ho presa io però. No, noi eravamo una zona dove ancora c'era qualche campo praticabile, però se la scelta è quella, insomma, bisogna rispettarla, dai. Va bene, ci sta, ci sta. Andiamo a vedere il primo servizio. Cosa andiamo a vedere? Vediamo se sei pronto. Mi è venuto un vai. remember dell'anno del Nevone che un mese senza giocare. Ah, lo so. fu un Tre de- settimane. Fu un delirio. Ricordo, Pedini, un altro calcio è possibile. Vai, andiamo avanti con la scaletta. Allora, andiamo a vedere il Forlì Samoarese. Bravo. Il servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Secondo derby romagnolo consecutivo per i Forlì in casa al Morgagni con la Savignanese, ingressi in campo accompagnato dai bambini del settore giovanile. Una sfida molto delicata per ambedue le formazioni, la Savignanese cerca punti salvezza, invece il Forlì cerca di mettersi a riparo da cattive situazioni. Ma al minuto 3 la Savignanese a rendersi subito pericolosa con Mannuzzi, il suo tiro termina sul fondo. Dall'altra parte però a piovere a fondo il Forlì passa, Soeré davanti al portiere servito da Bonandi non sbaglia, sarà questo il gol partita, il gol che varrà i 3 punti fondamentali per il Forlì che torna a sorridere al Morgagni. A 17esimo Mannuzzi apre per il sinistro di Tamagnini che calcia in bocca al portiere, ancora Mannuzzi protagonista, mette al centro dove trova Longobardi. Questa è un'azione molto manovrata da parte della Savignanese con il tiro alla fine dell'ex attaccante del Rimini che lascia immobile il portiere di casa, ma la sfera termina sul fondo. Ancora Manuzzi sugli scudi che appoggia per Longobardi. Longobardi prova il nuovo tiro a giro che termina a lato. Incertezza difensiva anche da parte della Savignanese con Bonandi che appoggia per Soaré che sul più bello si blocca. Non riesce il secondo colpo freddo di giornata al giocatore biancorosso. A 42esimo altro recupero del Forlì. Gran tiro di Bonandi alla distanza con Giannelli che è costretto a rifugiarsi in corner. Secondo tempo meno intenso rispetto alla prima frazione di gioco. La Savignanese viene in avanti solo al 22esimo con il pallone a cercare Gessi che di testa manda alto. Ancora Savignanese in avanti, Mannuzzi viene murato da Zamagni sul più bello. Qui è clamorosa l'incertezza da parte del giocatore della Savignanese. L'ultima chance arriva direttamente al calcio piazzato ad opera di Turci, ma il pallone si spegne nuovamente sul fondo. Il Forlì si impone per 1-0. Nell'altro match a nostra disposizione del campionato di Serie D Girone D, la San Maurese ottiene un punto preziosissimo sul campo dello Sporting Franciacorta. I padroni di casa sbagliano anche un rigore, ma riescono comunque a trovare il gol del momentaneo 1-0 firmato da Ruffini al minuto 29. La San Maurese risponde
nella ripresa grazie a Nicoli. Esattamente al minuto 72 l'1-1 finale consente alla San Maurese di muovere a piccoli passi la propria posizione in classifica. Mirko, ti sta piacendo questo campionato? Campionato interessante, campionato equilibrato, non c'è la vittima sacrificale, quelle che erano presunte tali stanno facendo comunque discretamente. È un campionato che soprattutto in coda sarà molto bello, mi auguro soltanto, dato che insomma le lombarde bene o male sono tutte competitive, mi auguro che non succeda che possano retrocedere 4 Emiliano-Romagnole, anche perché comporterebbe anche delle problematiche a livello di ripescaggio nelle categorie inferiori, vista anche la situazione del Cattolica e dell'Alto Girone, quindi ci auguriamo che non accada, però insomma mettiamo le mani avanti perché ovviamente è ancora presto, poi sappiamo che a dicembre col mercato, ma anche a gennaio il mercato svincolati, cambia tutto. Allora andiamo a vedere il prossimo turno con te Silvia e con il nostro Stefano Pappini che ci aiuta con la grafica, eccola qui. Alfonsine Fanfulla, Breno Sasso Marconi Zola, Calvina Sport Vigor Carpaneto, Ciliverghe Mazzano Forlì, Correggese Mezzolara, Fiorenzuola Sporting Franciacorta, Progresso Crema, Samorese Lentigione, Savignanese Mantova. Sì, ci scrivono da casa gli amici di Pietracuta, grande Pietracuta, forza Pietracuta, salutiamo ovviamente anche loro che ci stanno seguendo dalla Valmaricchia e dalla Serie D, Girone D, ci spostiamo alla Serie D, Girone F, qui c'è una squadra in particolar modo che ci interessa. Della nostra zona. Esatto, iniziamo con risultati e classifiche, ci dà proprio adesso una mano il nostro Stefano. Allora, Avestano, Montegiorgio 1-1, Città di Campobasso, Terme Fiuggi 4-4, Jesina, Real Giulianova 1-0, Pineto Matellica 1-1, San Notaresco Cattolica 2-0, San Giustese Recanatese 1-1, Tolentino Agnonese 1-2, Vastese Porto San Elpidio 1-1, Vasto Girardi Chieti 2-0. Perfetto, andiamo a vedere la classifica dopo il turno di ieri, prego Silvia. Notaresco 33, Recanatese 29, Montegiorgio 21, Pineto 20, Matelica Vasto Girardi 19, Agnonese 18, Porto Sant'Elpidio 17, Città di Campobasso Vastese 16, tutti distanziati di un punto, Terme Fiuggi Santa Giustese 15, Real Giulianova 13, Avezzano 12, Chieti 11, Tolentino 10, Jesina 5, Cattolica 4, cioè tutte lì, non... forse per il Cattolica volendo ancora, no? Ci potrebbe essere qualche speranza, no? Speranze sono sempre di meno, anche perché ieri l'incontro era proibitivo, tanto era contro la prima della classe, però si sono riscontrati ancora gli ennesimi errori difensivi che hanno permesso al Notaresco di portare a casa questi 3 punti. Adesso domenica ha la possibilità di riaprire qualche speranza, visto che giocherà contro lo Jesina, però adesso lo Jesina ieri è riuscito a ottenere la sua prima vittoria in campionato. Non sarà un match facile, però bisogna che cambi veramente la rotta, soprattutto in difesa. Ebbene Mirko, chi vedi favorito qui per la vittoria finale, il Notaresco oppure la Recanatese? Beh, il Notaresco è una gran bella squadra, poi c'è un Sansovini che a Modena dicevano che era troppo vecchio per giocare. Mi sembra che stia facendo abbastanza la differenza quest'anno. Chiamerei a Rimini io. Potrebbe la Sila potrebbe ancora fare subentrando magari, però vabbè. No, credo che insomma, la Recanatese non è ancora da scartare. Io non mi stupirei di una clamorosa rimonta del Matelica, ma iniziano ad essere 14. I punti di distacco dalla vetta iniziano ad essere un po' tanti. Dietro un po' un ciappanò, mi sembra che ormai la lotta sia tra quelle due lì, tra Notaresco e Recanatese. Sì, perché 33 punti in 12 gare è impressionante. Cioè 11 in fila tra l'altro, perché il Notaresco ha perso in casa col Vasto Girardi la prima, poi le ha vinte tutte. Poi le ha vinte tutte, sì, sono d'accordo. Andiamo a vedere il prossimo servizio, cara Silvia. Mister, tu sei andato a vedere il Cattolica ieri? Sono andato a vedere il Torconca. Il Torconca Col Misano. E dopo gli chiederemo un po' l'appunto il tutto. Va bene. Prego. Prossimo turno. No, il servizio. Ah, il servizio. Scusate, io volevo già leggere il prossimo turno, la sintesi di Notaresco e Cattolica. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali.
Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. È una marcia trionfale quella del Notaresco, che conserva la testa della classifica ed anzi allunga +4 sulla Recanatese, fermata dalla Sangiustese, e inanella l'11ª vittoria consecutiva. Dalla Serie A alla Serie D per questa stagione nessuno ha fatto meglio della squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, che anche in una sfida che poteva nascondere 1000 insidie è riuscita a tenere alta la concentrazione contro un avversario che pure aveva fermato il Campobasso sul pari appena 7 giorni prima. La sfida si mette subito in discesa per i rossoblù, che all'8° sbloccano sugli sviluppi del primo angolo e Pomante, capitano proprio per l'assenza di Salvatori, al suo secondo centro stagionale a mettere dentro da pochi passi dopo una leggerezza difensiva ospite. Sale a dismisura l'entusiasmo al Savini, già caldissimo al fischio d'inizio, e potrebbe venir giù grazie alla combinazione Sansovini-Romano, con pallonetto al volo di quest'ultimo e palla che lambisce il palo. Il Cattolica è squadra che tiene bene il campo, ma che non riesce a impensierire la retroguardia di casa, che al contrario costruisce palle gol. Al 32esimo è clamorosa quella che capita a Cancelli, con palla calciata alta da pochi passi dopo una bella combinazione corale. Nello spazio di 2 minuti poi ci provano prima Frulla al 37esimo con una sessata su punizione che fa correre un brivido ad Aglietti, bravo a bloccare a terra invece al 39esimo il tentativo in precario equilibrio di Sansovini dopo un bel cross di Di Stefano. Ma il raddoppio nell'aria ed arriva proprio nel corso del primo ed unico minuto di recupero. I Cramellà e Cancelli portano avanti l'azione con quest'ultimo che, prima di essere steso da un avversario, riesce a servire Sansovini. Il resto lo fa il numero 11, che ricorda l'amico Cascione, trainer del Cattolica, che il vizio del gol resta quello dei giorni migliori. Finta e diagonale imparabile per Aglietti, 7° gol in stagione per l'ex Punteros del Pescara. Dopo l'intervallo, nonostante il doppio vantaggio, il Notaresco crea occasioni a grappoli e solo la bravura di Aglietti non fa gioire ancora il pubblico del Savini. Al quinto è il solito Sansovini a provarci con la conclusione fotocopia del gol di Matelica. L'intervento del numero 1 romagnolo è da applausi, come quello che nega la gioia del gol 60 secondi più tardi a Di Cramellà, che ci aveva provato con un tiro a giro sul secondo palo. Ma la veemenza della formazione di Vagnoni non conosce freni ed al 16esimo l'azione è da applausi a scena aperta per come si sviluppa. Cancelli recupera il pallone, con caparbietà e giocate d'alta scuola lo porta avanti. Romano appoggia per Sansovini che imbecca Frulla, solo un attimo Aglietti nega la gioia della rete. Dove non arriva l'estremo ospite ci pensa la traversa, che nega la gioia della marcatura di Cramellà, la cui frecciata, balisticamente parlando, avrebbe meritato miglior sorte. Al 33esimo, con la sfida ormai indirizzata a favore del Notaresco, sostituzione e standing ovation per Sansovini, con il pubblico del Savini in piedi ad applaudire. E questa è l'ultima emozione della sfida. Dopo il triplice fischio c'è spazio solo per la festa, l'11ª di fila in questo campionato da applausi per il Notaresco, sempre più capolista. Andiamo a fare dei saluti, so che ci ha scritto qualcuno. Sì, no, ma ha scritto il presidente del Santermente, Alex Martino, mi ha chiesto sì, che sono un po' distratta stasera per l'amore, no? Ma io invece ho visto che lui da dietro le galline, vorrei sapere che cosa fa, come mai, lo vedo in mezzo ai parcheggi contro le galline. Non lo so, è molto particolare. Quindi, vabbè. Allora, in data 15/11/2019 il consiglio direttivo della SSD Fossoghiaia ha deciso di interrompere il rapporto con Mister Gentili e affidare alla panchina Mister Alessandro Orioli. Ringraziamo Mister Gentili per la grande professionalità e diamo il benvenuto a Mister Orioli. Questo è il comunicato da parte del Fossoghiaia. Quindi abbiamo anche notizie mister di promozione. Un girone che la riguarda Ma Orioli, molto Emanuele Orioli? Alessandro. Questo fa le domande, di difficoltà. Allora, mister, è un campionato difficile quello di quest'anno. Voi avete fatto il salto di categorie, qualche difficoltà in più, ne parlavo anche con Alex, visto che Silvia l'ha tirato fuori il presidente. Allora, le difficoltà vere quali sono state? Beh, sicuramente io dico sempre che le categorie sono un'attitudine mentale, perché comunque a parità di valori tecnici e a parità di capacità, di atletismo, quindi anche a livello di preparazione atletica, quello che fa la differenza è riuscire a rimanere legati alle partite, ai match in modo migliore rispetto alle categorie che precedono, e sicuramente
e nelle categorie superiori questo sarà ancora più accentuato. Noi in questo momento stiamo pagando sicuramente appunto l'inesperienza, perché dal punto di vista dei risultati non stiamo andando bene, mentre per quanto riguarda comunque la parte giocata, la parte di campo, abbiamo sempre dimostrato di potercela giocare con tutti, e quindi non è che siamo una squadra che va per giocare una partita difensiva. Abbiamo affrontato recentemente anche il Pietracuta stesso, che poi mi sembra che tu abbia ripreso quella col Pietracuta, Sì. Non demeritando Pietracuta, che comunque ha una posizione di classifica invidiabile, e poi per delle disattenzioni nel giro di 7-8 minuti finali abbiamo subito il sorpasso da 2-1 e siamo andati a soccombere 3-2. Per cui io provo a far capire questo, che non si può mollare un secondo dal punto di vista mentale, perché in questa categoria qui, a differenza degli altri, in questo momento paghiamo l'esperienza, appunto l'attitudine a rimanere in categoria. Nelle altre squadre ci sono giocatori che hanno fatto categorie superiori, e i miei ragazzi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'impegno, dalla quantità e dalla qualità degli allenamenti sono ineccepibili. Dobbiamo migliorare su quelle che sono le disattenzioni che ci capitano purtroppo un paio di volte a partita, che poi non abbiamo mai, ripeto, demeritato. Spesso siamo andati in vantaggio, abbiamo subito il ritorno dall'avversario, e questo in queste categorie qui, insomma, a differenza dalla prima, sicuramente lo si paga. Questo è il problema che abbiamo oggi. Allora, un weekend perfetto per Alpini, non perde né il Bellaria né il Milan. Ciao a tutti, Luca da Como. Cattolica Jesina, scontro decisivo per i ragazzi di Cassone. Fallire domenica vuol dire un addio ai play-out, ormai speranza al Lumicino di arrivarci. Onore comunque ai cattolichini che seguono la loro squadra. Mirko, Cattolica Jesina, scontro decisivo? Beh, penso proprio di sì, perché tanto vabbè, Jesina ha cambiato allenatore, è partita subito bene perché ha vinto uno scontro diretto con Giulianova, che comunque è una squadra che è papabile per le zone basse della classifica, e credo che sarà sicuramente importante provare a cercare il risultato pieno, anche non tanto perché comunque la partita è la portata, ma semplicemente perché serve anche per dare morale a una squadra che comunque qualche segnale di vita l'aveva dato, anche perché ha bloccato squadre come il Campobasso, che comunque era additata come tra le favorite. Non è così per ora, però qualche buona prestazione l'ha ottenuta. Il problema è che c'è da sistemare, visto insomma anche ieri un problema in difesa. Insomma, il primo gol sinceramente era evitabile. Mi sembra che per il momento però il Cattolica non voglia cambiare niente, quindi aspetterà gennaio, poi vedrà. Ah beh, dicembre, gennaio, qualche mercato degli svincolati, qualche offerta di qualche giocatore magari si vuole avvicinare a casa. Mi sembra che il mister sia indiscutibile, no? Anche perché ormai... Per il momento sembrerebbe così, Sì. però probabilmente si aspetterà anche il mercato di Esatto. riparazione per cercare di prendere qualcuno dietro che dia qualcosa in più, sia come esperienza sia come qualità, perché adesso effettivamente 25 gol di passivo sono troppi in questo momento. Veramente tanti. Sono veramente molti. Francesco, sono tanti, hai sentito il tuo manager qui prendere tanti gol dietro. Invece tu a Verù che stai vivendo una favola quest'anno, siete lì davanti, ieri ha vinto lo Spontricciolo che ha giocato lo scontro diretto con l'altra prima Granata, e voi avete fatto una domenica lì davanti al televisore. Anche per quello volevamo giocare, che magari così non ci vedevamo più indietro nella classifica. Però dai, noi continuiamo, abbiamo un bel gruppo e quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene un buon campionato. Senti, i dirigenti fanno finta di non sentirci, però io te la faccio lo stesso la domanda: ma voi ci credete, lo volete vincere o sia il nostro campionato? Noi lo vogliamo vincere, diglielo ai dirigenti che sennò... No, lo sanno. Già ci siete arrivati vicino l'anno scorso. Purtroppo io non so cosa è successo l'anno scorso, però comunque anche l'anno scorso avevano un gran gruppo, giocavano veramente bene a calcio, era difficile giocarci contro, tanto io ci ho giocato 2 volte contro, e veramente un gran calcio, e quest'anno dobbiamo far meglio, superarci e cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Senti Francesco, tu non lo puoi vedere, ma io ce l'ho qui vicino a me, e ascoltare le tue frasi, sapendo che eri a Bellaria lo scorso anno, adesso sei a Verù. Dilli qualcosa, dai, ti prego, dilli che ritornerai un giorno, dilli qualcosa. Ritornerai. No, gli dico solo che di star tranquillo, dai, stai tranquillo. No. Ma io non dico niente, però. Vabbè, non è bello il detto di stare tranquillo. No, perché stavo quasi piangendo Alpini, quindi Francesco ho ritenuto opportuno un po' fare la Maria. Stai sereno, stai tranquillo. Stai tranquillo.
Questi sono Stai tutti tranquillo, avvicinamenti, Giacomo. sono tutti avvicinamenti, Cioè, possibili il ritorni. telespettatore che dice domenica perfetta. Ecco, ti amano tutti a te. Va bene, ti vogliono bene. Sì, andiamo a vedere il prossimo turno per quanto riguarda la Serie Sì, D della Girone Serie D F. Girone F. Allora, Porto San Elpidio Pineto, Terme Fiuggi Santa Giustese, Chieti Città di Campobasso, Materica Tolentino, Montegiorgio Notaresco, Agnonese Avezzano, Real Giulianova Vasto Girardi, Recanatese, Vastese e Cattolica Jesina. Di Cattolica Come Jesina. finirà questo? Un X? Un X. No, deve finire Io per la forza vedo, con uno, io la vedo un altrimenti X, un X. No, uno. Paura da entrambe le parti, voglia di vincere, ci si chiude in Paura difesa. da entrambe X. le parti sicuramente sì, però bisogna che venga superata questa paura e deve per forza vincere. Vediamo. Messaggio di Cassione. Silvia, scusami, ci stai intimorendo i giocatori. No, Se li vabbè. dici già X, no, dai. No, però la Jesina viene da una vittoria. Lo so, Sicuramente è difficile, non più- hai tutti i Ti torti. segnalo che mi ha scritto Alex Martino che gli ho detto che poteva venire anche lui ha semplicemente detto Manuelli è geloso. Non sono stato invitato, no? Va bene, Presidente, può venire quando vuole lei lo sa, Presidente. Com'è avere un presidente come Alex Martino? Beh, ormai sono 3 anni che sono lì, abbiamo un rapporto... Quindi siete diventati due fratelli? Sì, abbiamo un ottimo rapporto, dai, ci conosciamo, siamo calcisticamente coetanei, quasi anche se lui è un po' più piccolo di me, però insomma un bel rapporto. Alex, poi... Anche perché Santermette insomma, è È una una bella realtà. società dove si riesce a lavorare bene. Adesso voi parlavate dell'esonero del mister del Fosso Ghiaia, il Santermette non è messo tanto meglio, però... Quindi anche te esonerato, ti sta ascoltando Martino, no? No, io mi auguro di no, anche perché sono uno che tendenzialmente tende a non mollare mai, anche perché, ripeto, ci sono Beh, i io margini per migliorare. Penso che il Santermette voglia rimanere in categoria quest'anno, visto che ci è Ci arrivato. proveremo Quindi- ci proveremo con tutte le forze, anche perché comunque abbiamo confermato il gruppo dell'anno Esatto, scorso no. e il sottoscritto, il gruppo dell'anno scorso, dopo le fatiche di 2 anni, penso che se lo voglia tenere stretto. Esatto. Tanta roba, è vero, è vero. Va bene, andiamo avanti, iniziamo ad addentrarci nel Andiamo nostro calcio. nell'eccellenza. In eccellenza qui basta che leggi semplicemente i risultati delle gare che si sono giocate, prego. Quelle rinviate non le diciamo. No, quelle rinviate anche perché c'è Mirko, se non erro, Esatto. dato a destinarsi, no? Ci sono ancora. comunque 3 pareggi, il campo non deve essere stato neanche fantastico neanche nelle altre, no? Sì, erano tutti sintetici perché hanno giocato solo su sintetici, però a Castenaso Ma- c'è stato un problema anche di esondazione del sì, fiume, bravo. Esatto. che è andata bene perché è esondato da un'altra parte, quindi si è riuscito a giocare. Esatto. Però anche spostare tante persone la domenica, diciamo che la problematica grossa più che altro non era non solo il maltempo, ma anche spostare tutti, genitori, giocatori, arbitri, alla fine diciamo Quindi che sono stato Castenaso meglio così. Copparese 1-1, Fiariccione Classe 2-2 e Vadese Zola Voghiera 3-3, Masi Voghiera 3-3. Vediamo la classifica però, Silvia, questa qui la puoi leggere perché Sì, almeno... non è reale, nel senso che mancano dei risultati, però la leggiamo: Del Duca Ribelle 26, Marignanese 24, Corticella Diegaro 23, Fiariccione Castenaso 20, Vadese Zola Granamica 16, Medicina 15, Masi Voghiera Argentana 13, Sant'Agostino Sampa Imola 12, Copparese Coriano 11, Football Cavaronco 9, Classe 8 e Castroccaro 4. Ma cosa possiamo dire, Giacomo? Una chance persa per la Fiariccione ieri? Sì, a guardare a priori una chance persa, a guardare a posteriori forse è riuscita a guadagnare un punto, perché ricordiamo che ieri fino al 94esimo la Fiariccione stava perdendo e ha trovato un gol un po' rocambolesco, anche se il risultato di parità ci poteva stare, ma sicuramente la squadra, il classe di Mister Giorgi non portava via niente, anzi non rubava niente se portava a casa i 3 punti, perché ha giocato un buon calcio e come vi diceva Mister Giorgi settimana scorsa, la squadra è in crescita. Ieri addirittura è riuscita a fare 2 gol alla squadra che nel girone aveva il minor gol al passivo, aveva solo 5 gol alla Fiariccione. Ieri il classe è riuscito a fare 2 gol e a portarsi avanti per 2 volte, e poi questo pareggio al 94esimo, quindi io la vedrei come un punto guadagnato per la Fiariccione, che è al 7° risultato consecutivo positivo. Mirko, tutte queste gare rinviate Quando si li sanno? recupereranno? L'unica certa direi che è il Tropical Coreano, perché Sì, era stato vabbè, spostato per il d'ufficio, discorso delle nazionali ok. il 27,
Io presumo che venga spostata la Coppa, credo che domani si saprà qualcosa di più, dato Mercoledì che le semifinali, sicuramente per settimana. Eccellenza e promozione quasi sicuramente, anzi sicuramente di mercoledì. La prima potrebbero anche spostarla la domenica precedente alla prima di ritorno, ma lì stanno valutando. È un po' lontano però, no? Però sai, non è neanche lontano dicembre, devi fare incastrare tutte le coppe, già i recuperi che c'erano già. Poi anche l'impegno di Francesco che ti sta ascoltando per la prima categoria a Natale. Sotto Natale tocca giocare, Francesco, non andate via, mi raccomando. Nel senso che la prima riprenderebbe il 26, quindi teoricamente una data fattibile è il 19 gennaio, che non sarebbe neanche una data così clamorosa. Ecco. Vabbè. Però ci penseranno dalla federazione, è compito loro. Il problema è la Coppa, ecco, perché sai che te la devi prendere con lui, stai tranquillo. Devo organizzare. Bravo, organizzati il Natale. Andiamo a vedere il prossimo servizio. Tu ieri eri a Riccione, quindi andiamo a vedere la sintesi di FIA Riccione classe. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. A Nicoletti sfida vera, in classe nonostante la classifica deficitaria sorprende la FIA Riccione, quasi quasi le combina lo scherzetto. Di mezzo ci mette la mano anche l'ex tecnico dei riccionesi Mirko Giorgi, oggi al classe con una squadra molto accorta nelle retrovie cerca di sfruttare al meglio la situazione. Il penalty iniziale aiuta, poi i cambi fanno la differenza fino alla beffa finale a 10 secondi al termine. Il 2-2 dimostra che gli ospiti sono vivi, la FIA Riccione a domicilio dimostra invece di essere allergica e non poco ai 3 punti. Vediamo la gara. Al quinto il traversone di Borghini non viene sfruttato da nessuno dei compagni di squadra, peccato perché dall'altra parte il classe affonda al primo vero colpo e lo fa con un duello tra numeri 6 che porta al penalty sancito dal direttore di gara. Anastasia ostacola così D'Urbano, dal dischetto Sov ringrazia portando a sorpresa il classe avanti 0-1 per gli ospiti. La FIA Riccione risponde con un'azione elaborata che sembrerebbe mandare a nozze Grimaldi, il quale da posizione favorevole spara incredibilmente alto. Il classe prende coraggio, da un calcio piazzato Polidoria domestica la sfera ma calcia al lato. La FIA ci prova con una rovesciata di sparaventi, ma proprio il numero 10 strappa la sfera a Polidori che si addormenta, dialogando con Docente che, favorito anche da un contrasto vincente ai danni di Valenza, firma il pari. Ristabilita dunque la parità con Docente che si mostra ancora una volta protagonista con questi colori. La FIA Riccione sul fine di tempo va vicinissima al bersaglio con questo colpo di testa di Anastasi, pallone sul fondo. Squadra a riposto sull'1-1 con qualche protesta inerente al minutaggio. Nella ripresa parte avanti il classe che manda a colpo di testa il neoentrato Cappello, ma Passaniti risponde presente. Dall'altra parte Cecchetti calcia in corsa il pallone che si perde sopra la porta difesa da De Marzio. La FIA andrebbe anche i gol prima della mezz'ora con Giocchetti, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Da calcio piazzato è la volta di Alberigi, ma nulla da fare. Sempre da punizione ci prova anche il classe, ma Cappello deposita la sfera tra i guantoni di Passaniti. Ma siamo alle prove del gol. Zecchiti apre per Tande che si fa ipnotizzare in uscita dall'ottimo Passaniti. Zecchini chiama poco dopo la deviazione in corner Passaniti, il quale dovrà alzare bandiera bianca quando da un cross raccolto dalla destra Sov colpisce di testa. La difesa della FIA Riccione rimane a guardare la sfera che Tande invece con un colpo d'occhio fantastico intravede l'attimo giusto per fregare l'avversario. 1-2 e incredibile vantaggio del classe che a questo punto crede nella possibile impresa. Il vantaggio ottenuto dalla squadra di Giorgi dovrebbe mostrare accortezza, invece il classe supera la chance. Alberigi prima calcia in bocca al portiere, poi al 95esimo, a 10 secondi al termine, appoggia per Borghini, il quale mette al centro un innocuo cross che Giunchetti sporca quel tanto che basta per beffare De Marzio e giocare con il nome dell'avversario, trovando un colpo di classe nascosto che mette il titolo di coda al match. 2-2 e fine dei giochi, anche se la FIA Riccione all'ultimo ottiene un calcio d'angolo che l'arbitro per questioni di tempo non permette di battere. Tra le proteste locali decreta la fine del match. Giorgi a suo modo si prende una piccola soddisfazione rischiando l'impresa. La FIA Riccione perde una chance di conquistare ulteriori quartieri nobili in una gradatoria che si fa sempre più interessante.
Secondo pareggio consecutivo tra l'altro per il Classe, però come hai visto questa immagine, lo dicevi tu prima, ha sfiorato la vittoria. No, sicuramente. Settimana scorsa infatti Mister Giorgi aveva detto che la squadra incominciava a prendere forma. Effettivamente da quello che si è visto forse se avesse vinto sicuramente non avrebbe rubato nulla, anzi le occasioni le ha avute anche per chiudere il match. Dopo al 93esimo forse la paura di vincere ha fatto prendere questo gol un po' rocambolesco, però adesso vedremo, perché domenica poi ha il Corticella, quindi non sarà semplice neanche per il Classe. Andiamo a vedere appunto il prossimo turno, cara Silvia, con la complicità di Papen, vai pure. Allora, Copparese, Vadese Zola, Corticella Classe, Diegaro Fiariccione, Football Cavaronco, Castenaso Calcio, Grande Amica del Duca Ribelle, Marignanese Castroccaro, Masi Voghera Tropical Coriano, Medicina Sampa Imola e Sant'Agostino Argentana. Ebbene, allora io direi di fermarci per qualche minuto. Sì, perché... ci vediamo tra poco. Spazio alla pubblicità. Pubblicità. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta
il nostro prodotto top, Starter Trico K, vi aspettiamo nella nostra azienda. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Vai. Ecco qui, vai, siamo in onda. Siamo in onda, puoi leggerlo, vai. Causa maltempo, domani l'Italia gioca con la Slovacchia Cattolica alle 15, l'ingresso è libero. Ok, esatto, saluto i tuoi amici anche di Cattolica. No, lo diciamo ai nostri ospiti che domani chi vuole andare a vedere, no? L'Italia? Esatto. L'Italia Under 19. Esatto, a Cattolica. Perfetto, ringraziamo. Ore 15. Ore 15. Ingresso libero, ok, marchettara fatta, No, marchetta vabbè. fatta. Ok, Però... ci sta. Promozione girone D, ci spostiamo sul... Girone D, 2 partite giocate, San Pierana Pietracuta 0-1, Torconca Vismisano 1-3. Leggiamo la classifica. Brava. Russi 24, Pietracuta 23, Cervia, Sparta Bolognese, Vismisano 21, Torconca 19, San Pietro in Vincoli 18, Faenza 17, Gatteo 15, Reno, San Pierana e Bagnacavallo 13, 2M, Gambettola e Visnova Feltre 12, Bellari Giammarina 8, Bellari Giammarina 8, Bravo. Scusa, lo ascolti? Sant'Ermete 7, siete vicini comunque. Peggio. No, vabbè, Fosso Ghiaia 6. Mi ha sollevato il morale, questa sera, veramente. Brava. Va bene. Vabbè. Dai, una battuta con Mariotti e con Alpini prima di sentire il mister. Allora, Giacomo, vengo da te. Torconca, sconfitta inaspettata, però il Misano che sale in classifica. Inaspettata, sì, ci può stare inaspettata, perché anch'io aspettavo un risultato positivo del Torconca, però il Vismisano alla seconda vittoria consecutiva comincia a far paura davanti. Molto, una bella squadra. Sì. E per quanto riguarda te, Mirko, la vittoria del Pietracuta che porta il rossoblu al secondo posto in classifica. Beh, si è un po' ripreso il Pietracuta, aveva sprecato delle occasioni importanti quando ha sbagliato in 4 giorni 2 partite casalinghe e adesso invece si è un po' rilanciato. È ovvio che adesso la classifica è ancora tutta in divenire perché comunque ci saranno 7 recuperi, però intanto quando si gioca è sempre meglio vincere, portare a casa i 3 punti. Il Pietracuta l'ha fatto in un campo molto difficile. Molto, assolutamente sì. Poi arrivano anche dei messaggi. Forza Pietracuta, ciao Sofia, la salutiamo come sempre, la nostra amica della Valmarie che ci scrive ogni lunedì, grazie Sofia. E per quanto riguarda te, mister, ieri sei andato a vedere per l'appunto Torconca Misano. Sì. C'è la possibilità che il Misano possa ripetere, qui ti chiedo un parere tecnico, il campionato dello scorso anno? Beh, il Misano secondo me lo può fare anche oltre quello dello scorso anno, perché comunque ha un'ottima ossatura, ha dei giovani molto interessanti. Ieri ho visto una squadra che si difendeva pressando in alto, soprattutto nel primo tempo, e ha messo in difficoltà il Torconca che comunque a livello di nomi, a livello di giocatori ha altresì un'ottima squadra. Un po' in calo magari ultimamente. Io adesso è la prima volta che li ho visti quest'anno, il Misano l'avevo già visto un'altra volta e in più ci avevamo giocato contro e ripeto il Misano è una gran bella squadra, secondo me se è lì invece un motivo c'è. Invece Pietracuta che tu hai già affrontato e perso, come ricordavi, il derby, può mantenere questa posizione di playoff fino alla fine? Beh, il Pietracuta è una squadra che, come dicevo prima, ha quell'attitudine a stare in categoria, per cui ha gli uomini giusti che leggono i cali di tensione degli avversari e riescono a portare a casa il bottino pieno anche quando magari questo poteva sembrare impossibile. Io loro li avevo visti anche contro il San Pietro in Vincoli in quella giornata in cui avevano fatto quel recupero in Serala a Savignano, che vincendo sarebbero bastati al primo posto in classifica. E non andò bene, però
presero 2 gol poi in contropiede fortuiti, ma fecero una gran bella partita anche lì a Savignano. Sì. Per cui ha gli uomini giusti e l'attitudine a stare in questa categoria che, ripeto, non si compra al mercato ma si costruisce col tempo. Ogni categoria è fatta di questo. Io dico sempre ai ragazzi, ognuno pensa di poter essere un giocatore di Serie A, ma le categorie esistono perché bisogna imparare a starci. E il Misano è una di queste squadre che si conferma per il 3° anno in promozione e questa attitudine l'avranno imparata. Poi hanno preso insomma dei giocatori ex Cattolica che secondo me sono quelli che gli hanno dato poi il quid in più, perché io ieri ho visto, forse era il più vecchio in campo, Mercuri, sì, certo. Insomma ha fatto la differenza. Tanta roba. Invece vado contro tendenza, vengo dalle tue parti più o meno, sì. Sparta Bolognese, Russi o Cervia, chi vince il campionato? Lui ha detto i russi. Io continuo a dire che lui lo vince dice il che Russi. Russi vince il campionato. Bravo, tu caro... Anche per me il Russi lo Sì, perché te l'ha detto lui, tu non l'hai neanche detto Russi. No. Gliel'ho suggerito prima della trasmissione, Mirko me l'ha chiesto e gliel'ho suggerito. E quindi... Francesco, dimmi un tuo parere, perché se ascolto lui mi racconta la storia dei Bellaria dal 1956 ad arrivare ad oggi. È una squadra molto giovane, secondo te questo porta parecchi problemi visto la posizione in classifica che hanno attualmente? No, secondo me no, perché comunque sono un bel gruppo, io li conosco, la maggior parte li conosco, sono una parte del gruppo dell'anno scorso, poi l'Igea io non lo conoscevo, però comunque sono un bel gruppo, sono giovani, però sono anche giovani importanti, quindi penso che devono trovare un attimo la quadra e poi la salvezza comunque è lì, sono tutte squadre attaccate e devono iniziare comunque a far punti. Quindi l'unico momento in questo momento è che Alpini porta sfiga. Può essere. Anche l'anno scorso. Anche l'anno scorso, non dagli bravo Zaghini, te sì che sei un assist man, grande. Da difensore ti sposti in attacco. Allora, andiamo a vedere il prossimo turno? No, prossimo servizio. Prossimo servizio, quindi sempre non Sì, so che tu vuoi parlare dei Rimini, che sei arrabbiatissima stasera, ma adesso ci arriviamo, stai tranquilla. La sintesi Torconca Vismisano. Gruppo Italia SRL, via Andrea Costa 111, Sant'Arcangelo di Romagna. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A Calvi, il Torconca vuole continuare a sognare e soprattutto a sorprendere se stessa. L'avversario di turno ostico, tra l'altro, si chiama Vis Misano e gli ospiti non a caso dimostrano fin dalle prime battute che non sono arrivati a Cattolica per un pomeriggio di relax. Anzi, a quarto d'ora passano quando Borghini in area di rigore trova la zampata vincente che porta la Vis Misano sullo 0-1. Musa Delu dalla distanza prova a rispondere ma Sacchi afferra la sfera. Sul versante opposto, da un'errata valutazione di gioco, Benedetti non riesce a castigare l'estremo locale. Chance sfumata per il raddoppio per la Vis Misano, che tuttavia continua a padroneggiare. Il Torconca non timbra il cartellino neppure ad inizio ripresa, anzi la Vis a raddoppiare con Benedetti che infila Isa con una traiettoria velenosa e sporca che inganna l'estremo locale con un ribalzo beffardo. 0-2. Continua il forcing offensivo della Vis Misano con Muccioli che spedisce al lato. Il Torconca non riesce ad entrare in partita. Urbinati va vicinissimo al tris. Isa respinge ma Antonietti non riesce il tap-in vincente. Primo acuto del Torconca che ci prova con Casoli dalla distanza. Sacchi blocca senza problemi. Gli spazi sono ad opera d'arte. Questa volta è Torreggiani a sfiorare il tris. Tris rimandato di qualche minuto perché nei tanti spazi concessi i giocatori ospiti si divertono, che è una meraviglia. Serafini serve Stella che ora si decreta lo 0-3 che, attenzione, non è finale perché il Torconca cerca di dimezzare le distanze e ci riesce in pieno recupero con un pregevole tacco di De Lilla che decreta a questo punto l'1-3 finale. Sorpasso per la Vis proprio ai danni del Torconca. Ora la formazione di Bucci può davvero sognare l'impresa avvenuta nello scorso anno, essere protagonisti fino in fondo. Zaghini, tu un gol di tacco così l'hai mai fatto? Come?
Un gol di No, tacco così. mai. Io gol pochi. Gol pochi. Molto pochi. Ci credo, con un procuratore così dove vuoi andare. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno e poi faccio un'altra domanda sulla promozione. Prego, vai pure. Sì, Faenza, Sparta Bolognese, Gambettola Visnova Feltria, Gatteo 2M, Bellari Giamarina Cervia, Pietracuta Bagnacavallo, Reno Fossoghiaia, Sant'Ermete Torconca, Sapri Vincoli San Pierana, Vismisano Russi. Ah, questo spettatore fa una domanda bellissima, che è una domanda che porta una bega e le beghe noi le affidiamo a Mirko Mariotti. Buonasera a tutti, volevo chiedervi se non fosse stato più giusto sospendere tutti i campionati invece che far giocare sui sintetici, cosa ne pensate? È stata una decisione presa secondo me sabato. Oh, c'è anche da dire una cosa, i sintetici sono stati anche fatti per giocare. Credo che adesso sia anche un periodo stagionale dove prima secondo me non farsi il campionato più di tanto. È peggio se sospendi hai questa problematica d'aprile. Cioè, ricordiamoci che l'anno scorso, l'ultima giornata, c'è stata la problematica pioggia che è arrivata la domenica addirittura la neve. Io credo che i sintetici bisogna utilizzarli soprattutto in questi periodi. Credo che sia stato opportuno comunque far giocare sui sintetici. Sui campi in erba obiettivamente non si poteva giocare nel 90% dei casi, e c'è anche da dire che andare a distruggere un campo di calcio dopo chi paga, perché c'è anche quello il discorso, perché poi c'è da collegare il fatto che le società spesso devono pagare ed investire anche nel sistemare il campo, perché i comuni adesso non è che ti passano molto, non è come una volta, quindi io sono abbastanza d'accordo. Ti dirò che comunque anche se avessero sospeso tutto non mi sarei scandalizzato. Gianluca, volevo capire con te, stavo guardando i numeri in questo momento del tuo Sant'Ermete, 17 gol fatti e 25 subiti. Ok, siete una squadra che subite tantissimo, però realizzate anche parecchio, perché comunque se non erro qui ad occhio e croce siete il sesto o settimo attacco del torneo, tolte le big lì davanti. Addirittura avete fatto anche un gol in più del Russi che prima. Ne prendiamo troppi. Come ti dicevo, tolte quelle 2 o 3 disfatte che abbiamo subito, che poi in realtà sono 2, le altre partite ce le siamo giocate tutte per difetti di attenzione, abbiamo preso un gol in più degli avversari. Che anche con la 2M mi ricordo che avevate terminato più. Con la 2M avevamo fatto un primo tempo incredibile, poi nel giro di 10 minuti abbiamo preso 3 gol. C'è da lavorare in questo senso, perché ma anche io sono il primo, perché anche per me insomma la promozione è un campionato nuovo, per cui sono uno che tendenzialmente cerca di imparare dagli errori, e quello che ho potuto notare è che comunico, ripeto ai ragazzi, questa cosa che dicevo prima, non è possibile fare 70-80 minuti dove diamo dimostrazione di poter essere una squadra che in questa categoria ci sta tranquillamente, poi in 10 minuti bruciare il vantaggio acquisito, ma non solo il vantaggio dal punto di vista del risultato, anche ai punti. Ci è capitato con Reno, abbiamo preso gol a tempo scaduto fuori casa dopo che avevamo fatto una gran bella partita, ci è capitato, ripeto, col Pietracuta, ci è capitato anche con il Castel Bolognese, perché il Castel Bolognese a Sant'Ermete è stato sotto dal punto di vista del gioco, dal punto di vista per 80-85 minuti e poi ha trovato il gol del pareggio. Per cui l'unica ricetta che conosco è quella di continuare a migliorare, provando a limare questi che sono dei dettagli che fanno la differenza, perché è l'unica ricetta che insomma conosco, mi hanno insegnato solo quella. Zago, sei forte, arriva questo messaggio da casa, secondo me te l'ha scritto Alpini, secondo me, l'ha mandato a noi. A parte gli scherzi, volevo capire, hai sentito anche i tuoi compagni, immagino, del Bellaria, che tipo di campionato ti hanno detto che stanno affrontando? È tosto? Perché tu speri di arrivarci col Verrucchio, logicamente. Esatto, no? Però comunque sì, hanno detto che è un campionato difficile, ci sono molte squadre forti e poi alcune volte paga l'inesperienza, come diceva adesso il mister, che per noi ragazzi giovani comunque che non abbiamo tanta esperienza vuol dire in un campionato così, e poi sono quei punti, i punti fa la differenza, perdi delle partite per degli errori che possono essere determinanti, però comunque io sono fiducioso e spero che si salvino perché se lo meritano.
Ciao Daniele, quando vieni a Pietracuta a riprendere la partita, ci sentiamo il prossimo mese, a dicembre sicuramente con gli amici di Pietracuta. È arrivato un messaggio interessante che però riguarda la promozione marchigiana, quindi teniamolo un attimo lì stand by. No? Quindi tocca a me adesso, certo, è vero. tocca a te perché andiamo nelle Marche dove si sono giocate tutte le partite. Ma porca, hai visto cosa comporta Alpini? Alpini l'anno scorso faceva la valletta, lo sai? È capitato anche quello, è vero, è vero. Faceva vedere anche lui la gambina, però non è che erano molto graditi. Infatti Zago quando come venne facevi qui... a fare vedere dietro questo bancone? Non lo so. Ti... No, lui aveva la gambona, si vedeva il prosciutto bello massiccio, te lo assicuro. Allora, caro Papen, dalla regia, salutiamo anche Eugenio Angeli che stasera ci assiste insieme alla complicità di Stefano Papini. Ecco i risultati del torneo di promozione marchigiana Girone A. Biagio Nazzaro, Filo Tranese 1-3, Camerano, Vigor Castelfidardo 0-0, Gabice Gradara, Cantiano 2-0, Ilario Barbara Lorenzino Simana 2-0, Moia Valdesina Valfoglia 1-1, Osimo Stazione Mondolfo 3-1, Passatempese Urbino 2-2, Villa San Martino Olimpia Marzocca 2-1. Classifica, vai! Ci aiuta adesso il nostro Stefano Papini, eccola qui. Osimo Stazione insieme a Gabice Gradara e Urbino a quota 18 punti. Biagio Nazzaro 17, Valfoglia, Villa San Martino, Vigor Castelfidardo 16, Moie Vallesina 14, Filo Tranese, Mondolfo 13, Osimana, Passatempese 11, Canteano, Ilario Barbara Lorenzini 9, Olimpia Marzocca 6, Camerano 4 punti. E dunque dopo l'ultima partita disputata in casa, ieri il Gabice si è ripetuto tra le mura amiche vincendo la quarta partita consecutiva, agguantando il primo posto, seppur in coabitazione con Osimo Stazione Urbino. Complimenti davvero a Mister Scardovi. Allora, un ex bellare, di qualcosa anche tu su Scardovi, qualcosa devi servire in questa trasmissione. Prego Alpini, dica. No, bisogna solo fare i complimenti a Mister Scardovi, in quanto aveva preso una squadra in corsa, si può dire, perché doveva proprio all'inizio del campionato, era subentrato alla guida tecnica e quindi è dovuto far digerire il nuovo metodo di lavoro e soprattutto i nuovi schemi, e infatti all'inizio magari non ha ottenuto subito i risultati che si aspettava, però in questo momento sta raccogliendo veramente il frutto del proprio lavoro. Hai ricordato 4 vittorie di seguito, ma io aggiungo che è il quinto risultato positivo di seguito, quindi sono 13 punti in poche gare, quindi... Ma guardate, quando ci sono gli ex Bellaria che giocano in altre squadre, Alpini risorge, sembra Gesù. Zaghini, visto che procuratore che ha? Numero uno. Allora, bravo Zago, bravo. Allora, intanto arriva questo messaggio che è bellissimo, che rivolgo a tutta la redazione. Siamo tutti in sede a vedervi in TV. Un saluto a tutto lo staff, questo arriva direttamente dalla dirigenza di Gabice Gradara, che salutiamo. Ciao a tutti, allora io ne approfitto perché Silvia è arrivato questo messaggio che ci chiedono da casa, vediamo se lo riesco a rivedere. Allora, messaggio, così ci risponde direttamente la società, perché io qui su questo non sono informato. Vediamo se lo trovo, altrimenti lanciamo il servizio. Lanciamo prima il servizio del Gabice. Vai, lanciamo prima il servizio così li facciamo un attimo divertire vedendo la sintesi di Gabice Gradara Cantiano. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Al Maggi è festa doppia, liquidata la pratica Cantiano, la formazione di Scardovi vola al primo posto in classifica, seppur a braccetto con Urbino e Osimo Stazione. Dopo un inizio in sordina in questa stagione, dovuta anche al cambio della guida tecnica, il Gabice Gradara vola sulle ali dell'entusiasmo. E al Maggi il Cantiano in maglia rosso-blu cerca l'effetto sorpresa, ma celato non corre pericoli. E quando dall'altra parte si accende Bastianoni sono cavoli amari per tutti, se non fosse che Vegliò di potenza scaglia il pallone contro il corpo del numero 7. Gli errori difensivi nella squadra di Scardovi si vedono e come. Quando Ciuffoli appoggia per Caselli, solo la mira salva Gabice Gradara, che reagisce con il ritrovato Rosselli, la cui conclusione non inquadra lo specchio della porta.
appoggia poco dopo per la corrente Grassi, la cui mira è da rivedere, ma lo stesso Grassi si fa perdonare quando da calcio piazzato buca le mani, o meglio i guantoni al portiere Pifarotti, che nell'occasione, prendendo spunto dal suo cognome, si rompe da solo. 1-0 e Gabicce Gradara che può esultare al gol del suo uomo di maggior qualità. Il Gabicce Gradara non si accontenta, Donati appoggia all'indietro, la sfera termina tra i piedi di Vairani che scarica subito in porta senza trovare fortuna. Sul finire di prima frazione si vede anche il Cantiano con 2 conclusioni ravvicinate ad opera di Rebissini e Bucefalo, ma in entrambe le occasioni Celato non corre patemi. Siamo nella ripresa, molto bravo qui il nostro Antonello Pace nel far vedere i tanti tocchi precisi da parte dei giocatori quest'oggi in maglia bianca, che senza gettare via il pallone arrivano sul fondo, dove Donati spizzica la sfera involontariamente per Vegliò, che ha postato dietro di lui, non si fa pregare. 2-0 e pagnotta meritata per un attaccante che vive per il gol. Dall'altra parte Ciuffoli con un tiro cross chiama l'intervento Celato, che si aiuta anche con legno superiore della propria porta, ma è solo un lampo in un pomeriggio che si tinge sempre più del bianco colore di casa. Qui Vegliò, servito da Donati, supera l'occasionissima del 2-0 mandando alto. In contropiede di Gabicce Gradara sfera più volte la marcatura. Qui Fabri viene murato da Pifarotti in uscita. Proprio quest'ultimo produce l'ennesimo errore della difesa locale, che manda in porta il neoentrato Genghini, ma Celato chiude ottimamente lo specchio della porta, evitando pericoli maggiori. Il Gabicce Gradara sfera a più riprese la marcatura, l'ultima delle quali manda in porta Fabri, ma il numero 15 trova ancora l'intervento ospite a negargli la gioia del gol. Ma in un pomeriggio dove il Gabicce Gradara alza la testa e guarda tutti dall'alto verso il basso, il perdono è d'obbligo. Gol tenuti in cassaforte per altre occasioni, difesa da registrare, ma progressi che evidenziano una crescita esponenziale della squadra lanciata verso i piani alti della graduatoria. Sì, allora Giacomo, rivedendo un attimo le immagini, faccio prima una premessa. Chiedo alla società, perché qui ci scrive un tifoso, di rispondere a questo messaggio. A Gabicce da una decina di giorni gira voce che il sodalizio del presidente Marsili stia seriamente pensando di trasferirsi in Romagna dalle prossime stagioni nella categoria di appartenenza al termine della stagione attuale. È vero o non è vero? Non lo so, lo chiediamo alla società direttamente visto che ci sta seguendo. E un commento sulla partita. Stavi dicendo adesso, mentre guardavamo i servizi assieme, che tanti errori difensivi ma anche tanti errori in attacco. La partita poteva addirittura finire 3-4-0. No, sicuramente c'è qualcosa da registrare in difesa, perché alcuni errori ci sono stati. Dopo che l'avversario non l'ha sfruttati, bene, però io credo che abbia strameritato la vittoria e sicuramente ha creato molte occasioni, da cui le ultime proprio clamorose lì, per portare a un risultato più ampio. Le occasioni ci sono state, quindi grande vittoria del Gabicce e giusto premio per il lavoro di Mr. Keegan. No, ci tranquillizzano dalla società, ci dicono noi rimaniamo nelle Marche, quindi rispondono al tifoso, anche perché comunque addirittura scrivono andremo in Lombardia a questo punto. Magari lì a Como avete anche un tifoso voi, se non sbaglio, Presidente, che ci ha scritto anche stasera, Luca, che simpatizza un po' per i Gabicce ma anche per parecchie squadre della Romagna. E diciamo che si è messo tutto sul binario giusto, no? Caro Giacomo, perché un inizio un po' difficoltoso per via di una guida tecnica che aveva lasciato un ottimo ricordo come Papini, cambiare tutte le carte a giochi già fatti, mercato che era già stato fatto con l'ex allenatore, però sono stati bravi anche qui. Sì, no, sicuramente, ma penso che il valore aggiunto l'abbia dato veramente Mister Scardovi, perché arrivare in un contesto di una squadra creata per un altro allenatore che arrivava da una stagione precedente che tutto sommato è stata positiva e aveva ripreso la preparazione, riuscire a cambiare metodologia di lavoro e soprattutto aspetti tecnici e riuscire ad arrivare a questi risultati, penso che sia veramente da fare i complimenti a Mister Scardovi. Ma qui parecchie volte nel corso delle nostre dirette arrivano anche dei messaggi inerenti alla società rossoblù. Gabicce Gradara, secondo te è possibile che possa fare finalmente un salto anche di categoria? Toccheranno ferro ovviamente, però i messaggi ci arrivano diversi che chiedono questo benedetto salto di categoria. Potrebbe essere la stagione giusta per te?
potrebbe essere la stagione giusta e potrebbe essere anche il giusto risultato per la passione che mettono sia a livello di società ma anche a livello di tifoseria. Ricordiamolo che veramente lo stadio è sempre pieno, è sempre gremita le tribune e il calore si sente, quindi sarebbe un giusto risultato. Presidente, le dico già che stamattina ho sentito l'amico Baldisseri, mi ha detto Gabicce Gradara, grandissima piazza, grandissima tifoseria, grandissima gente, però domenica c'è subito un'altra partita difficile. Baldisseri dice sempre le stesse cose, quindi sappiatelo, speriamo che sia... Li tiene sul pezzo, no? Li tiene sul pezzo, e bene anche Baldisseri. Anche perché ancora siamo solo a novembre. Siamo a novembre, però loro hanno avuto veramente un inizio difficoltoso Però... e bisogna riconoscere. Però con i problemi che ci sono stati all'inizio, riuscire ad arrivare lì è veramente tanta roba. Anche perché mi ricordo che lui in una puntata era stato perfettino, terza, quarta giornata di campionato, tu addirittura avevi trovato le statistiche inerenti alla passata stagione confrontandole con quelle attuali, addirittura avevi portato dei numeri che erano molto molto interessanti. Va bene, andiamo a vedere anche il prossimo turno, leggo io, tu riposati, dopo ti leggo 2 messaggi che sono arrivati anche da casa per te, andiamo a vedere appunto dove giocherà il Gabicce Gradara, ci aiuta il nostro Stefano Papini alias Papen. Comunque sarà il prossimo turno che vedrà l'Orsimana contro il Gabicce Gradara, perché ce lo ricordava appunto il nostro Renzo Baldisseri, ma aspetta perché qui continuano ad arrivare altri messaggi. Specifichiamo... Elisa Rossi, ieri non eravamo alla partita, ma dopo aver visto le vostre immagini voglio dire ad Alessandro Balducci che è un vero numero 1, belle parate, forza per Ticara, ciao Elisa, grazie di averci iscritto, questo è un tuo fans anche della Jenny, lo salutiamo, Luca Belloni. Ciao Luca. Ciao Dani, ciao bella Silvia, concordo con Mariotti sulla giornata di ieri che è stato un bene giocare dove si poteva. Per noi è andata bene, un pareggio che vale oro con un giovane portiere che vale alte categorie. Siamo solo ai ranghi di partenza del nostro campionato. Ci vediamo domenica a Valsecchi, Luca Belloni. Ciao Luca. Luca, hai anche ricordato che Balducci, tra l'altro, ci hanno scritto tantissimi amici di Pietracuta, questa sera è un prodotto del vivaio rosso-blu, quindi davvero un occhio di riguardo anche alla Perticara calcistica. Altri messaggi che arrivano da Gabicce, infatti stiamo riservando qualche messaggio in più. Alla prossima cena noi vogliamo la tua compagna d'avventure, non vogliamo più il giornalista brutto. Alpini e Baldisseri. No, aspetta, io non sono mai venuto a una cena. Vabbè, tu sei sottinteso. Io vengo volentieri, vi ringrazio, mi porto dietro anche la Jenny. Attenzione, grande, leggi questo. Grande Gabicce Gradara, Silvia invitata alla prossima cena con Baldisseri. Io vi ringrazio. Ma come con Baldisseri? Vi ringrazio e oltre a Jenny chiedo se posso oltre a me chiedo se posso estendere l'invito anche a Corinne e a Jenny. Veniamo tutte e tre molto volentieri. Ok, noi non ci siamo più, vabbè, mandiamo solo le donne, state tranquilli. Noi veniamo a fare le riprese, le interviste, tutti i servizi, tre donne. Solo donne, vabbè, abbiamo capito, Gabicce si trattano bene. Il futuro è rosa. Va bene, dopo aver affrontato appunto la promozione marchigiana ci spostiamo. Poi vabbè, io Scardovi lo conosco veramente da il mister da 15 anni, quando allenava il Forlì Calcio, che lo portò dal fallimento in alte categorie, quindi so quanto vale. No, questo non si può leggere, lo stavo leggendo, ma non si può leggere. Andiamo avanti, prima categoria, andiamo avanti, vai. Cosa si è giocato? Tocca a te il prossimo turno. Ok. Le Marche, devi ancora prima categoria, già l'ho letto. Okay. Prima categoria, tocca a te, le partite giocate, allora, vediamo le poche partite giocate, cioè 2, che sono Morzano Calcio Perticara 1-1 e Spontoricciolo Granata 1-0. E qui si è giocato il big match, tu eri contento di sapere il risultato, ma rammaricato che non avevi potuto giocare la tua partita. Esatto. Era meglio un pareggio però per voi. Era meglio un pareggio, diciamo di sì. Però onore allo Spontoricciolo e onore anche al Granata, perché insieme a voi sono le 3 sorprese di questo gioco, o meglio, conferme da una parte e sorprese dall'altra. Perché dai, io adesso i dirigenti li sto stuzzicando, il Ferrucchio non può rimanere in prima categoria, dai. No dai, speriamo di farcela, noi ce la mettiamo tutta, però ci sono anche le altre squadre, bisogna contare questo, che sono ben attrezzate, soprattutto come Granata e Spontoricciolo che giocano come siete messi bene. in infortuni? Noi siamo messi male in infortuni. Infatti... abbiamo una bella infermeria, però dai. Magari questo turno di stop, no? Forse è servito, però diciamo che forse era meglio giocare per continuare ad avere la continuità, esatto.
Mannaggia a te Silvio Pedini, guarda, c'è una roba... Cosa hai detto? Va bene, dai, andiamo a vedere il... Cosa andiamo a vedere? Il servizio, cosa c'è? Il servizio, qui non la leggiamo la classifica? No, vai avanti, vai avanti. Se no, vogliamo vedere i servizi di Morciano Perticara. Vai. Vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. All'antistadio di San Giovanni Marignano si affrontano Morciano e Perticara. I biancorossi sono chiamati alla vittoria per rimanere incollati al treno playoff e conquistare posizioni nobili di classifica e di consueta tradizione. I Perticara invece ad ottenere i primi punti in trasferta e l'inizio non promette certamente bene quando dalla sinistra il Morciano decolla sfondando al centro con Gravina un assist al bacio che Longoni trasforma in oro, trovando il vantaggio locale. 1-0 e partita in salita per i Perticara che tuttavia ha il merito di trovare il pareggio nell'immediato. L'azione si sviluppa dalla propria metà campo, lancia a cercare in profondità Bomber Girardi che, seguito invano dai difensori di casa, non può far altro che trafiggere in uscita Petrucci. 1-1 ristabilita la parità in campo. Il Perticara prende coraggio, ma Nenti ci prova direttamente a calcio piazzato. Petrucci blocca a terra. Poco dopo il velo di Girardi porta il tiro a Verardi, pallone fuori misura. Il Morciano replica con questo lancio di Baffoni. Longoni risponde presente, ma Balducci fa trovare pronto nel primo caso e anche su possibile tappi vincente a cura di Monaldi. I padroni di casa a questo punto insistono, in traversone proveniente dalla parte opposta chiama il colpo di testa attenti, ma Balducci c'è. Lo stesso portiere deve ripetersi quando la distanza è chiamata a nuovo intervento e a scomodarsi anche sul colpo di testa a cura di Puglisi. Sul fine di prima frazione il calcio piazzato di Gravina è una comoda presa per Balducci. Il Perticara chiude il tempo con questa girata di Girardi bloccata da Petrucci, mentre il collega con lo stesso numero alias Becchi Manzi alza la mira. Si va a riposo sull'1-1. Lo stesso Becchi Manzi nel corso della ripresa verrà steso a terra così da Magrini che rimedia il rosso lasciando la squadra in 10 uomini. Il Morciano a questo punto cerca di approfittarne, ma i pericoli dalle parti di Balducci non creano grattacapi. Ingrosso non inquadra lo specchio della porta e a dire il vero i portieri risultano inoperosi. Vedere per credere questi due tentativi da una parte e dall'altra ben lontani dal bersaglio, direttamente da calcio piazzato. L'unico pericolo arriva al fotofinish quando dall'angolo si crea una confusione nell'area piccola che porta al tiro Puglisi, ma Balducci ribadisce che non è aria. 1-1, pareggio che sorride più al Perticara che in zona rossa muove la classifica, che soprattutto riempie la casella in fatto di punti ottenuti in esterna, fino ad ora rimasta a quota 0. Il Morciano, giovane sì, ma con elementi interessanti. Accontentarsi in questa stagione non deve essere un alibi, provarci è d'obbligo, in attesa di ritornare a giocare le prove partite interne al proprio stadio. Allora, il Morciano deve fare qualcosa in più o no, Giacomo? Conoscendolo, sì. avendo vissuto anche il calcio di rigore con il Morciano è sempre protagonista, almeno da quando ci stiamo noi. Sì, ci si aspetta qualcosa in più sicuramente dal Morciano, però lì bisogna darne atto al Perticara che in 10 è riuscito a resistere e soprattutto nel primo tempo aveva creato anche i presupposti per magari fare qualcosa in più, quindi complimenti al Perticara che continua la sua striscia positiva. Sfatato il tabù anche in trasferta perché è arrivato anche il primo punto per i ragazzi della presidentessa Gloria Franceschetti. Ebbene, andiamo a vedere anche il prossimo turno, così chiedo un attimo a Zago la sfida che li vedrà protagonisti. Prego Silvia. Delfini Rimini, Villa Marina, Roncofreddo, San Vittore, Granata, Asar, Accademia Calcio, Mondaino, Morciano Calcio, Perticara, Athletic Poggio, Polisportiva Sara, Spontricciolo, Riccione, Alta Valconca e Stella Verucchio. Allora, qui lo scorso anno era in promozione, conoscete il campo, è sintetico tra l'altro, quindi... Ritrovo il sintetico, ritrovi il sintetico anche tu, quindi... Stella ha una squadra rocciosa, giocano bene perché comunque sono sempre un gruppo che comunque qualcuno conosco, quindi sono un po' informato, sono un gruppo che è da molti anni lì, quindi anche l'anno scorso purtroppo sono andati giù e quest'anno stanno facendo bene, diciamo. Quindi sarà una partita dura, dobbiamo giocare al massimo, come tutte le domeniche, se no non si portano a casa i 3 punti. Vabbè, però glielo spieghi tu alla dirigenza che dovete vincere il campionato, ok? Che loro sono scaramanti, ci è promesso? Promesso. Ci lavori tu, mi fido di te, va bene.
Allora, vado a salutare gli ospiti di questa serata, io e te ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto sul Con la minicalcio. seconda parte, sì. Ti vedo già arrabbiato, quindi No, ci incazzeremo no. parecchio, ho già capito. Vabbè, scusate per la parola, però No, è così no. più o meno il succo del discorso. No. Lui mi tocca salutarlo, però lo ritroveremo anche nella seconda parte. Buonasera a Giacomo Alpini. Ciao a tutti. Anche lui è arrivato da Bologna, figurati se lo caccio via già da adesso, quindi Mirko Mariotti. Buonasera a tutti. Grazie. Che ieri si è guardato questa bellissima partita del Rimini su Eleven Sport. Sì, sì, no? ma non inizia a Con il commento di uno che è buono. Sta già Ma a me iniziando. dietro non mi sentivi in sottofondo? No, sentivo l'eco in realtà suo Ah, invece. ok. C'era Momento Ma tecnico. ieri più di tanto non mi sono neanche tanto... non ti quando- sei sentita. No. Salutiamo il mister del Sant'Ermete, se Silvia Pedini me lo permette, Gianluca Pazzini, grazie. Ciao a Gianluca, tutti. in bocca al Buonasera a lupo. tutti. Crepi il lupo. E grazie al difensore che cambierà sicuramente manager e procuratore Francesco Zaghini del Verucchi. Grazie a voi. Dopo ci dà 2 o 3 numeri io... Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio, rimanete con noi, grazie.